Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo dell'armonizzatore del chakra solare, del plesso solare. Ecco che ve lo mostro. E questo è un altro dei circuiti che compongono l'ultimo lavoro del Marietto Veneziano in piccola parte della sottoscritta, che appunto riguardano l'armonizzazione dei chakra. Perché sono così importanti i chakra? Facciamo una piccola premessa che comunque non ho fatto prima, ma comunque per quelli che seguiranno appunto questo percorso legato ai chakra, comunque ne vengono a conoscenza. I chakra sono connessi a principali ghiandole che regolano la funzione degli organi che sono appunto collegati alla regione che è interessata da questi chakra. Dunque a livello fisico aiutano insomma il buon funzionamento di tutta la zona, l'area di competenza, ma hanno anche delle ripercussioni a livello psico-emotivo, poiché appunto le vibrazioni e le energie si manifestano sui tre livelli, non semplicemente sull'aspetto fisico, ma anche dal punto di vista proprio delle emozioni, delle nostre convinzioni legate a certe cose. Abbiamo già visto altri chakra in precedenza e indicato in che modo infatti il loro blocco o malfunzionamento o eccesso può portare a atteggiamenti di un certo tipo connessi proprio a questo disequilibrio del chakra in questione. Nel caso del plesso solare, quello che viene minato è la nostra autostima. Chi ha infatti il plesso solare compromesso, comunque poco funzionante, disarmonico, tenderà a pensare appunto di non essere mai adeguatamente all'altezza, di non essere sufficientemente capace nelle cose, e questo mina la sua capacità, la capacità della persona di interagire con gli altri, di provare fiducia nei confronti degli altri, ma anche fiducia nella vita, nei propri mezzi, nelle proprie capacità, al di là di quello che abbiamo valutato per i chakra precedenti, ma proprio nella capacità di realizzare il sé, le proprie ambizioni, i propri progetti, a differenza appunto della capacità di sostentamento, la capacità di riproduzione e così via. Come si manifesta invece l'eccesso? L'eccesso è quando si è troppo concentrati sull'ego. Dunque abbiamo i due piatti della bilancia da portare in armonia per quello che è il giusto discernimento legato proprio alla realizzazione del sé. Non dobbiamo sentirci degli impostori, che appunto è uno dei sintomi legati a una carenza di funzionamento, di funzionalità del chakra solare, dove appunto i risultati che otteniamo quasi ci sembra di averli rubati, oppure un caso, non riusciamo a riconoscere le nostre qualità. All'eccesso probabilmente riteniamo che siamo i migliori, nessuno è come noi e così via. Dunque bisogna portare un giusto equilibrio per riconoscere i nostri talenti e riconoscere quelli degli altri. Questo è importantissimo anche da un punto di vista di correzione, ma l'armonia e l'equilibrio sono al fondamento della correzione. Allora veniamo a questo circuito. In questo circuito vediamo, abbiamo mantenuto comunque la struttura dei precedenti per poter lavorare comunque in pari misura con le stesse modalità per tutti i chakra. Vediamo appunto la cornice, che questa comunque è parte della struttura di tutti i circuiti del Marietto Veneziano, proprio perché è un meccanismo che permette di mantenere tutto quello che è all'interno della cornice libero da vibrazioni congeste, proprio grazie al disimpregnatore che lascerà il circuito
in esame funzionare sempre in modo ottimale e non saturo di energie diverse da quelle su cui va a lavorare, che sono appunto collegate al plesso solare in questo caso. Vediamo il cerchietto che contiene l'Om, la vibrazione primordiale, che quanto mai in questo tipo di intervento armonizzatore è indovinato, è comunque parte di altri circuiti e permette appunto di non dover orientare il circuito nord, ma in questo caso comunque un circuito già circolare non necessita comunque, ma partecipa al riequilibrio e all'armonizzazione. L'emettitore a 9 cerchi, abbiamo già detto altrove, è un emettitore molto forte, anche grazie al fatto che siano ben 9 ripetizioni dello stesso circuito e stratagemma emanativo, che appunto moltiplica per 9 volte la capacità di azione. Immaginate dunque che potenza che può avere. Abbiamo poi il simbolo del Manipura con la sua sillaba associata, in questo caso Ram, e purtroppo la mia stampante è in bianco e nero, lo dico sempre quando devo mostrare dei circuiti che nascono a colori, ma dovreste vederlo in sovraimpressione. È giallo, proprio il colore è collegato a questo centro. Una caratteristica, una particolarità di questo plesso è l'associazione all'elemento fuoco e al segno zodiacale dell'Ariete, dunque l'intraprendenza, la nostra capacità di muoverci con coraggio nella società in cui siamo inseriti e dimostrare i nostri talenti, le nostre capacità e dunque anche l'ambizione giusta di realizzarci. La stringa che è contenuta all'interno è un numero cosmico estrapolato dal Marietto veneziano e che agevola proprio il discorso di armonizzazione del chakra solare. Dunque metterete poi in atto il circuito seguendo le istruzioni che troverete sul canale del Marietto veneziano, al quale vi invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto e nel frattempo vi invito a iscrivervi anche al mio canale se ancora non l'avete fatto. Ma vediamo come armonizzare il chakra anche parallelamente al lavoro con il circuito, anche con la meditazione. Sta di fatto che la meditazione è una pratica assolutamente da suggerire, poiché l'atto magico in sé prevede il controllo della mente, dunque se siamo addestrati con la meditazione, poi qualsiasi obiettivo, qualsiasi piccolo atto magico, non per forza un rituale, che comunque richiede la capacità di focalizzare la mente, nasce proprio dall'esercitarsi con la meditazione. Dunque vi invito sempre a non perdere occasione per fare della sana meditazione e di addestrare appunto la nostra mente. Come procederemo? In questo caso starà a noi scegliere una posizione piuttosto che un'altra, purché sia comoda, che ci permetta di rilassarci, ma di non addormentarci. Concentreremo il nostro pensiero sul respiro, porremo l'attenzione sul respiro, dunque seguiremo il flusso dell'aria che entra e che esce dalle narici. In questo caso possiamo associare alla nostra meditazione il colore giallo, così da attivare simbolicamente anche le energie e vibrazioni in assonanza vibratoria con il plesso solare. A questo punto, se abbiamo un buon orecchio musicale, possiamo anche aggiungere la nota Mi, che è associata al plesso solare. Do è il centro, scusatemi, della radice, il plesso legato alla radice, radicamento. Re è il chakra sessuale, Mi il plesso solare.
fino a salire, poi lo vedremo comunque nelle prossime condivisioni. Dunque possiamo anche aggiungere quest'altra vibrazione, una vibrazione, uno stimolo sonoro che aiuta, perché su più cose riusciamo a lavorare contemporaneamente sulla meditazione e su più sensi astrali noi andiamo ad agire. Infatti nel momento in cui meditiamo non stiamo attivando soltanto la mente e i sensi fisici, ma stimoliamo i nostri sensi astrali e dunque non è da sottovalutare l'importanza di queste pratiche, proprio perché ci permettono di percepire le cose in anticipo. Sappiate che il corpo fisico le riceve in differita rispetto alla capacità della nostra anima e del nostro corpo mentale di recepire gli stimoli esterni, perciò più noi riusciremo a lavorare sui nostri sensi astrali e prima presentiremo le cose. Questo è un po' un'indicazione di sorta, comunque non solo legata al plesso solare, va bene per tutto. Dunque torniamo al nostro plesso solare, se vogliamo possiamo far vibrare il mantra Ram, che è anticamente associato a questo plesso, oppure anche l'Om, che è un valore universale, va bene per tutti. Ma anche niente, l'importante è portare l'attenzione su quel punto, vedere come le energie che scorrono dentro questo tubo centrale che distribuisce le energie in salita e in discesa e che riceviamo sia dalla terra che dai regni superiori, dai regni spirituali superiori, e vedere come scambiandosi costantemente in questo flusso a doppia mandata si concentrino comunque sul chakra del plesso solare, che è lievemente al di sopra dell'ombelico. A questo punto appunto ci concentreremo su questo senso di armonizzazione, su questa luce che fuoriesce da questo centro. Se riusciamo addirittura a vederlo anche nella parte posteriore, perché tolto il chakra della radice e la fontanella, tutti i chakra hanno una doppia uscita, davanti e dietro. È importante questo perché quando poi faremo il video di chiusura parleremo appunto di una meditazione complessiva per mantenere, dopo che avremo riequilibrato i chakra più carenti, per mantenerli funzionali. Dunque possiamo restare nella meditazione tutto il tempo che riteniamo per noi piacevole e opportuno, e poi riprendere tranquillamente le nostre attività. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, il canale di YouTube ovviamente, al mio canale se ancora non l'avete fatto, di raggiungerci nei gruppi Facebook I Casti Sacerdotali e l'altro gruppo è Magia, Sibille, Tarocchi, Radiestesia. Unitevi a noi su Telegram, stiamo cominciando una nuova fase del percorso che parlerà proprio di addestramento magico, perciò raggiungeteci e infine insomma vi rinnovo l'invito a restare con noi e ci rivediamo alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto!